Buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio di essere qui per la terza edizione di Ode alla Madre Terra. Voi sapete che questa iniziativa è voluta dalla Biblioteca delle Donne di Soverato in collaborazione con le scuole della città. Si inserisce nel progetto nazionale del Maggio dei Libri. Come voi saprete, perché avete avuto molta vicinanza e dimestichezza con la biblioteca delle Donne di Soverato è una realtà che da 25 anni propone e realizza iniziative sulla politica di genere per il superamento di una cultura dominata purtroppo dal patriarcato. In questo percorso ha sempre privilegiato il rapporto con voi, alunne e alunni. Sapete pure che la Biblioteca delle Donne di Soverato è una realtà fisica, ed è una bellissima biblioteca che si trova al primo piano del Palazzo di Città di Soverato, ricca di migliaia di testi a vostra disposizione quando ne avete necessità, desiderio o bisogno. Voglio ringraziare il gruppo di lavoro perché questa iniziativa è stata possibile grazie a un lavoro orale, perché molte di noi si sono impegnate per realizzarla. Iniziamo col gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è composto da Marisa Gigliotti, a cui dobbiamo la griglia per la valutazione delle poesie, originalissima sua invenzione, a Marisa Luccione, che ha fatto da tassista a tutte, ma soprattutto ha fatto una splendida copertina dell'opuscolo che Roberta vi potrà mostrare, che raccoglie le poesie di tutti quelli che hanno partecipato e che regaleremo ai premiati. Allora, Silvia Siciliano, per la sua sensibilità, competenza nello scegliere le poesie da selezionare prima, poi da premiare, che vedrete lavorare su questo palco per l'attuazione di quello che sarà lo spettacolo. Adesso voglio però fare un ringraziamento particolare a Paola Lucciarelli. Paola non soltanto perché è la nostra presidente, ma perché è sempre presente. Su Paola puoi contare in qualsiasi minuto, anche quando è indaffaratissima ti dà sempre ascolto, ma soprattutto perché Paola è l'ideatrice di questa iniziativa, cioè è stata lei a inventarla, a costruire il progetto, e quindi per noi lei è la madre dell'Ode alla Madre Terra. Adesso voglio ricordare soltanto altre donne che hanno collaborato con grande entusiasmo alla realizzazione di questa mattinata. Cominciamo con Pina Tropea. Pina Tropea ha interpretato con la sua particolare sensibilità e competenza l'anima delle poesie che andremo a premiare. Scrivendo le motivazioni, poi le leggeremo, sono bellissime, con un linguaggio che non posso che definire poetico. Alessandra Merola, ringraziamo, e Manuela Perinacchi. Ci sono state molto vicine, hanno lavorato con noi in questo scarso mese che abbiamo avuto per organizzare tutto. Abbiamo cominciato tardi purtroppo, però ce l'abbiamo fatta.
Tra l'altro dobbiamo a Manuela la fortuna di avere questi ragazzi che sentirete suonare, perché riusciremo così a sentire le poesie con un pregevole sottofondo musicale. Grazie Manuela. Adesso voglio ringraziare un'alunna, Francesca Lucà, la nostra violinista, che non solo ha coinvolto gli altri ragazzi del gruppo di questa band del liceo scientifico che sentirete suonare, ma che si è sforzata con loro di adattare la musica alle parole delle poesie. Adesso però mi tocca, è doveroso che io chieda all'amministrazione comunale, che ci è sempre stata molto vicina, attenta, ci ha concesso anche la sede della biblioteca all'interno del municipio, del palazzo di città, di salire sul palco. Buongiorno a tutti e grazie alla Biblioteca delle Donne che abbiamo l'onore di avere all'interno del Palazzo di Città, dove una mezzo piano del Palazzo di Città è destinato alla cultura, perché la biblioteca è cultura e la lettura è cultura. Oggi è una tematica molto importante che è quella proprio sull'ambiente, quindi la salvaguardia dell'ambiente, ed è importante avere oggi gli studenti all'interno del teatro perché la sensibilizzazione dell'ambiente è molto importante. Stiamo assistendo in Emilia dei disastri ambientali, ma anche la città piange molti morti del 2000 sulla strage del campeggio Leggiare, dove per anni l'ambiente è stato deturpato. Assistiamo a quella, come dire, al boom edilizio degli anni '80, dove la natura, i corsi dell'acqua sono stati modificati. Noi come amministrazione stiamo intervenendo all'interno della città proprio per attenuare quelle che potrebbero essere, come dire, le criticità ambientali. Stiamo facendo dei lavori sulla reggimentazione delle acque. Io penso che la natura prima o poi riprenderà la sua origine. Basta vedere le immagini che sono state trasmesse ai telegiornali nell'Emilia Romagna, dove i corsi d'acqua sono tracimati e quindi quelle strade che vedete inondate dall'acqua una volta erano corsi d'acqua, fiumi, che l'uomo in modo maldestro ha modificato, e che questo negli anni ha provocato molti danni e molte vittime. Un messaggio voglio lasciare agli studenti, perché poi parlare di salvaguardia ambientale significa anche guardare le cose con molta razionalità, non con superficialità, perché l'ambiente va curato ma va anche gestito, perché a volte come dire, si mette la medaglia qualcuno si mette la medaglia della tutela dell'ambiente, però a volte noi vediamo, e lo dico in maniera molto come dire, trasparente, veniamo criticati perché tagliamo un albero, però dietro quell'albero, magari nella gestione di quell'albero, non può essere più salvato, quindi va guardato anche con occhi critici, perché è vero, è anche ultima notizia di qualche giorno fa, che un albero è caduto su una persona e ha provocato una vittima a Reggio Calabria. Quindi guardiamo le cose, lascio questo messaggio agli studenti sotto tutti i punti di vista, perché a volte come dire, caricarsi o essere, diciamo, detentori della salvaguardia dell'ambiente può provocare invece risultati opposti, e quindi su questa tematica anche agli insegnanti diamo, come dire, degli approfondimenti specifici. Sono bellissime, sono tutte molto molto belle, e quello che le vostre paure sono quelle che sono proprio quelle che purtroppo
si sono in un certo senso evidenziate con questo evento tragico dell'Emilia Romagna. Ora guardate, io so che voi vi comportate individualmente in modo tale da non danneggiare l'ecosistema. Io ricordo sempre la storia del colibrì che per spegnere un incendio va al mare e torna con una goccia d'acqua, però lo fa continuamente. Ecco, voi siete quella goccia d'acqua che può spegnere questo incendio che sta devastando la nostra terra. La speranza del cambiamento non è mai stata così disperatamente necessaria. Stiamo assistendo alle peggiori devastazioni dell'uomo, lo sapete bene, però dobbiamo continuare ad avere la fiducia in una nuova alleanza tra gli esseri umani e il pianeta. Possiamo ritrovare l'armonia perduta grazie alla consapevolezza e all'impegno proprio delle nuove generazioni vostre. Siete voi che avete sollecitato il problema. Noi abbiamo lasciato un mondo malato, ma grazie a voi adesso forse i riflettori si accenderanno anche su questo grave disastro che può comportare soltanto la morte. E per generare un futuro prospero e fluido dobbiamo imparare a pensare femminile. Perché femminile? Non perché io sono donna, perché sono della biblioteca delle donne, perché la madre terra è una madre e quindi ha il desiderio di proteggere i propri figli in questo caso dovrebbero essere i vari elementi dell'ambiente e noi come madri, tutti, maschi e donne, dovremmo avere questo ruolo di protezione. Probabilmente sarà molto più puntuale di me Maria Francesca Intanto, che abbiamo il piacere di avere con noi. Vi dico perché abbiamo scelto Maria Francesca Intanto, abbiamo invitato Maria Francesca. Maria Francesca è impegnata in questo campo da tantissimi anni. Maria Francesca è una sociologa, poetessa, femminista e si definisce sul suo profilo social cittadina globale e laica orante. È una donna eclettica, ha una grandissima sensibilità, protagonista dell'impegno civile e culturale della regione, presidente dell'associazione, è un elenco però è così, e lei è così, è presidente dell'associazione Fata Morgana delle donne ecologiste e meridiane. Ha fondato anche lei una biblioteca delle donne, Bruzie. È coautrice di uno dei testi fondamentali sul rapporto donne e ambiente, dal titolo Ecofemminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria. È impegnata in molte realtà che si battono per ottenere giustizia sociale, equità, solidarietà e felicità. Maria Francesca sostiene che la parola felicità debba essere inserita nella Costituzione italiana e che debba essere un nuovo filo rosso della politica. Fa parte del movimento Un'altra Calabria è possibile, che sostiene l'esperienza di accoglienza di Riace di Mimmo Lucano, e dell'associazione Le Veglie contro le morti in mare, promotrice di una rete per i diritti dei migranti. Abbiamo con noi una poetessa, Maria Francesca ha già pubblicato alcune raccolte di poesie, suona la chitarra, potremmo pure metterla lì a suonare, è un'artista, giornalista, pubblicista, ma soprattutto è una donna di grande valore e umanità. Le passo la parola. Grazie a Adriana Lerro che mi ha fatto una presentazione così lusinghiera, vedo che mi segue anche sui social, però io Adriana Lerro e la Biblioteca delle Donne di Soverato le conosco da anni, dai primi anni 90 si può dire, in cui insieme
abbiamo fatto 2 convenzioni delle donne del sud che avevano già un tema fortemente ecologista e univano il movimento ecologista al movimento delle donne, al pensiero delle donne sulla madre terra. Dicevo grazie alla Adriana e alla Biblioteca delle Donne di Soverato perché mi ha riimmerso in questo mare del femminismo e dell'ecologia, in un momento in cui mi stavo realmente occupando e mi sto occupando di migranti e soprattutto rivolta la nostra azione. Io faccio parte di una rete che si chiama Diritto di Migrare, Diritto di Restare, che è proprio rivolta a far portare avanti i diritti dei migranti, uomini, donne e bambine, che purtroppo voi sapete c'è un genocidio in atto, una cosa dalla quale non si può volgere lo sguardo altrove. Un genocidio di uomini, donne e bambini nel nostro mare Mediterraneo, alle frontiere, no? Dove muoiono di freddo, molti bambini e bambine sono morte di freddo in questo inverno. E tutto ciò a causa di una politica mondiale che nega i diritti più elementari e universali come quello appunto del diritto di migrare, da paesi in cui, notate bene, anche la situazione climatica costringe le persone ad andare via. Quindi io dico che in questo periodo storico c'è una desertificazione della terra dovuta, come voi tutti sapete, ai problemi ambientali, ma c'è anche una desertificazione dell'anima, delle anime, perché c'è, diciamo, siamo in qualche modo immersi, no? Nel nostro individualismo e non abbiamo più il senso della pietas proprio, no? della compassione, intesa come patire insieme con le persone che in questo momento storico vivono dei drammi fortissimi. Allo stesso modo ci siamo dimenticati della natura e della madre terra, alla quale rivolgiamo solo occasionalmente uno sguardo fugace, come se fosse una cosa latere della nostra vita che non ci interessa e che non fa parte di noi, e ce ne accorgiamo solo quando, che fa parte di noi, solo quando ci sono queste catastrofi naturali come l'alluvione che ha colpito adesso l'Emilia Romagna, e che ci costringe a porci il problema di come comportarci con la madre terra. Eppure la natura, come voi stessi ragazzi avete detto nelle vostre meravigliose poesie, penso prendendo spunto dalla poesia di Emily Dickinson, no? La natura è tutto ciò che vediamo. Questa poesia straordinaria, Emily Dickinson è stata una poetessa, la poetessa della natura, diciamo, la poetessa che più di ogni altro ha appoggiato il suo rilismo proprio sull'osservazione costante della natura, il suo sguardo è costante sulla natura. E questa poesia dice: natura è tutto ciò che noi vediamo, il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone, o meglio, la natura è il paradiso. Il boboling, che ho scoperto che è un merlo bellissimo, che ha un suono meraviglioso, il mare, il tuono, il grillo, o meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo, senza avere la capacità di dirlo, tanto imponente la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. Ecco. Allora, guardate, nel prepararmi a questo incontro io sono andata in libreria con mio marito per comprare un libro che potesse in qualche modo darmi un incipit per questo incontro.
un libro nuovo magari che non avessi mai letto, e invece mi sono ritrovata sullo scaffale della libreria un libro bellissimo, coloratissimo, con tanti fiori, farfalle, uccelli, eccetera, ed era un libro vecchio, però riedito, guarda caso, proprio a maggio del 2023, che è Primavera silenziosa di Rachel Carson. Rachel Carson era, non so, mi ricordo se è morta, Rachel Carson. Sì, sì. Sì, è morta. Rachel Carson era una biologa, una geologa statunitense, considerata praticamente la madre del movimento globale per la difesa della natura e della salute. Questo libro è stato scritto tra gli anni 40 e 50 e metteva in luce come, con grande rigore scientifico, ma anche con un tono molto, come si dice, accorato e anche poetico a volte, come i danni prodotti, irreversibili a volte, prodotti dalla specie umana sulla natura, attraverso due cose: non solo il fallout radioattivo, perché negli anni dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti furono effettuati numerosi test atomici, no, in varie parti dell'America, e quindi si diffuse nell'area una radioattività che ha travalicato pure l'America, no? Ma non solo, iniziò un'altra contaminazione che continua fino ai nostri giorni, che è la contaminazione causata dagli insetticidi e da altre sostanze chimiche che venivano buttati, no, a quantità enormi sui terreni coltivati. E allora questo libro inizia proprio con una favola, no? Inizia con una favola, con una triste favola, e il primo capitolo si chiama proprio Una favola che può diventare realtà. Volevo leggervene solo un pezzettino per capire il pensiero della Carson. C'era una volta una città nel cuore dell'America, dove la vita sembrava scorrere in armonia col paesaggio circostante. La città si stendeva al centro di una scacchiera di operose fattorie, tra campi di grano e colline coltivate a frutteto, dove in primavera le bianche nuvole dei rami in fiore spiccavano sul verde dei prati. D'autunno le querce, gli aceri e le betulle si vestivano di un fogliame rosseggiante che lampeggiava come fiamma tra le scure cupole dei pini. Era quello il tempo in cui le volpi ululavano sulle colline e i daini scorazzavano silenziosi nella campagna, semi nascosti dalla bruma del mattino. Lungo la strada, siepi di bosso e di alloro, ondano, felci giganti e fiori selvatici rallegravano l'occhio del viandante per buona parte dell'anno. Perfino d'inverno i bordi delle strade avevano una loro particolare bellezza, perché innumerevoli uccelli si abbassavano sulla terra per nutrirsi delle bacche e delle gemme rimaste sui rami sporgenti della neve. La regione era famosa infatti per l'abbondanza e la varietà degli uccelli che vi stanziavano, e quando gli stormi migranti arrivavano e ripartivano in primavera e in autunno, la gente veniva da grandi distanze per assistere al loro passaggio. D'improvviso però un influsso maligno colpì l'intera zona e ogni cosa cominciò a cambiare. Si trattava di una strana epidemia, ed era la cosa che dicevo prima, no? Di queste disinfestazioni massicce di insetticidi, eccetera. E lei dice: ma gli uccelli
dove sono andate a finire? Ecco perché il titolo Primavera silenziosa. Perché tacciono le voci della primavera? E poi lei, diciamo, la scienziata si dà di una risposta attraverso una ricerca che lei ha fatto, una ricerca proprio tosta, che lei ha fatto in 4 anni, in cui ha analizzato, no, tutti questi percorsi di inquinamento in America e ha cominciato diciamo, a mettere in luce l'arroganza degli scienziati dell'epoca, fisici e chimici, che non avevano più il senso delle proporzioni né il senso del limite, che hanno cominciato, da lì è iniziato la preparazione del terreno per la distruzione dell'ecosistema. In questo libro c'è una prefazione di uno scrittore che io amo moltissimo, che è Paolo Giordano. Vi consiglio ragazzi di leggere Tasmania, un libro scritto di recente. Dice Paolo Giordano, erano tutti diventati entomologi, cioè specialisti nello studio degli insetti che bisognava sterminare a tutti i costi con massicce disinfestazioni chimiche, quando il mondo, dice Paolo Giordano, aveva invece bisogno di biologi, come appunto la Carson, che studiassero proprio le connessioni, no? I delicati e complessi equilibri naturali, quindi le connessioni che legano l'aria, l'acqua, la vegetazione, la microfauna, la macrofauna. E sono tutte connessioni che non vanno interrotte attraverso la manipolazione della natura. E io pensavo che questo libro fosse datato, fosse storico, eccetera, ma in realtà è di grande attualità, perché oltre agli inquinamenti descritti, al tipo di inquinamenti descritti dalla Carson, oggi se ne aggiungono altri, come i gas serra e il riscaldamento globale, innanzitutto. Poi la scarsità dell'acqua, delle reti idriche e altre forme più contemporanee di inquinamento, ma tremende, come sono le microplastiche. C'è addirittura chi dice che siamo entrati in un'altra era, una nuova era che si chiama antropocene. Che vuol dire? Il termine deriva dal greco anthropos e kainos, che significano essere umano e reggente. E l'antropocene, secondo alcuni studiosi maschi, letteralmente significa l'epoca attuale, no? Nella quale l'uomo, soprattutto l'uomo è protagonista, con le sue attività di manipolazione sulla natura, e ha creato addirittura è riuscito, è andato talmente avanti nelle manipolazioni della natura da cambiare i processi geologici, cioè da operare trasformazioni proprio nella stratificazione della crosta terrestre, no? Ora, questa diciamo è una visione un po' catastrofica e pessimista, dico io, no? E spero che questo non avvenga, riconoscere cioè che siamo già in un'era geologica diversa, perché ancora possiamo fare e possiamo fare tanto. E poi, come diceva Adriana, c'è bisogno di intervenire, di salvare la nostra madre terra. Vandana Shiva, che era un'attivista ambientalista, è un'attivista ambientalista indiana, insieme a Maria Mies, che è una sociologa che insegna in Germania, hanno scritto un libro bellissimo che si chiama Ecofemminismo, e dicono proprio che c'è bisogno invece di cambiare paradigma, di attuare una democrazia della terra. Dobbiamo tornare a percepirci parte della nostra madre terra.
passare dal paradigma della crescita economica infinita, perseguita a tutti i costi, anche a costo di distruggere la natura e l'umanità anche, e dobbiamo passare a un paradigma della cura, un paradigma materno e della interrelazione e cooperazione con la madre terra. Perché dice un'altra ecofemminista famosa, Caroline Mersham, una studiosa statunitense, dice nel suo libro La morte della natura: dobbiamo capire che la natura non è una macchina da sfruttare, ma un organismo vivente in cui ogni organo è collegato agli altri organi e non si può interrompere questa catena di connessione. E poi bisogna riportare, almeno ho riportato questa vostra iniziativa al culto della Dea Madre, della grande madre, no? Che è un culto anche dei nostri paesi, della nostra Calabria, no? Demetra, il mito di Demetra e di Core, della primavera, della terra, Demetra, dell'agricoltura, della fertilità, nasce proprio a Vibo Valentia, no? Cioè, quindi siamo proprio nel cuore, noi calabresi, nel cuore del territorio della Grande Madre. Bisogna ripartire dalla cultura non dello scambio della merce, eccetera, eccetera, ma dalla cultura del dono, che è proprio la cultura delle madri, no? Quello che diceva anche Adriana. Noi madri, il senso materno, che può anche essere degli uomini, anzi lo è, forse in questo tempo vedo che le nuove generazioni si affacciano, anche quelle maschili si affacciano a questa idea della necessità di una politica di cura del territorio. E quindi dobbiamo scambiare la merce invece con il dono. Che cosa dirvi? Io, ragazzi, vi auguro, come già state facendo, che voi vi uniate ai tanti movimenti della terra che in questo momento si stanno lottando per proteggere gli alberi, i semi e la biodiversità, per proteggere l'acqua, il suolo, per proteggere le comunità indigene, no? E a questo livello c'è speranza, non c'è speranza nei governi del G7, dei governi che si sono susseguiti nel G7, perché vedono la risoluzione del problema dell'inquinamento soltanto in un abbassamento della diminuzione dei gas serra, che tra l'altro rimandano all'infinito, no? Quindi io non vedo speranza nei governi, ma vedo speranza appunto nei movimenti, in voi ragazzi che oggi state facendo questo connubio bellissimo tra ecologia, poesia e musica, e per augurarci che la primavera non sia più silenziosa, no? E la poesia in questo caso, la poesia, l'arte in generale, nel caso della difesa della natura, diventa un'arma potente, perché va al cuore delle questioni, al di là proprio dove la ragione e la scienza non vogliono proprio e non riescono, no, ad andare. E voglio concludere sempre con la poetessa di cui ho parlato all'inizio, Emily Dickinson, dicendo appunto qual è il ruolo della poesia in questa cosa. Accendere una lampada e sparire, questo fanno i poeti, ma le scintille che hanno ravvivato, se vivida è la luce, durano come i soli. Grazie ragazzi. Buongiorno a tutti, adesso entriamo nel vivo di questa terza manifestazione, terza edizione di Odio a Madre Terra,
e mi unisco ai ringraziamenti fatti prima. Sono stati detti dei temi molto importanti, ma i protagonisti di questa manifestazione siete voi, che con i vostri elaborati siamo molto contenti, perché sono circa 100 elaborati, quindi va un applauso grandissimo a tutti voi. Alla desertificazione delle anime e la sensibilità di voi ragazzi verso questi temi. E avremo qui sul palco oggi dei momenti anche importanti artistici. Il primo momento è un momento di danza, ci sono due giovanissime ballerine della quinta elementare dell'Opera Salesiana di Soverato, Giulia Mosca e Mirea Ranieri, che hanno scelto un balletto sulle note, che danzeranno sulle note di L'ultima spiaggia, un famosissimo brano degli Eagles degli anni 70, ma è un brano molto attuale perché parla dell'uomo come l'unica specie animale che purtroppo distrugge l'ambiente in cui vive. Quindi tutti noi preserviamo il nostro paradiso. Ecco a voi Giulia e Mirea. Prego. Tengo a dire che intanto il balletto è una loro invenzione, sono messe d'accordo un pomeriggio, una domenica e l'hanno fatta da soli. Mi sembra una bella speranza. Brave. Bravissimo Giulio e Mirea, quindi vogliamo ringraziarvi per la vostra partecipazione, complimenti. Adesso vorrei presentarvi un'altra protagonista, continuiamo con l'arte, è una giovane pittrice, Marica Corrado,
allieva di Claudio Cosentino all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che questa mattina qui in diretta da questo palco eseguirà un'opera d'arte qui in diretta, quindi alla fine vedremo quest'opera realizzata da Marica. Complimenti. Allora adesso all'opera. Entriamo nel vivo di questa manifestazione con la lettura delle poesie. Quest'anno la lettura delle poesie sarà accompagnata da alcuni giovanissimi artisti, i quali generosamente e con grande professionalità salgono su questo palco e ci accompagneranno durante tutta questa lettura delle poesie. Ve li presento: sono Francesca Luca, violinista, poi abbiamo Nicola Spillato alla chitarra, complimenti. Allora, passiamo alla lettura delle poesie che sono state selezionate dal gruppo di lavoro della Biblioteca delle Donne di Soverato. Iniziamo con la lettura delle poesie degli alunni dell'Istituto Tecnico Economico Calabretta, coordinatrice la professoressa Ausilia Siciliano. Allora ragazzi, adesso chiamerò gli alunni della classe prima C, indirizzo amministrazioni, finanza e marketing. Sale sul palco Sofia Calisto. Un bosco tranquillo, non si sente uno squillo, rumore di passi affannati, più in là dei piccoli nati. Mamma ossa urla, ruglia, difende la sua famiglia. Scusa, non volevo occupare il tuo spazio, pensavo di essere su questa terra l'unico a dover essere sazio. Urla inumane, è tutto ciò che rimane, parlare. E perché? È il rispetto che non c'è. Mamma Orsa si rifugia nel suo nascondiglio. Anche lui era un figlio. Cara mamma Orsa, avverto la tua sofferenza. Purtroppo di rispetto sei in astinenza. Bravissima, complimenti. Madre terra, è amore, è rispetto, è aria. È profumo, è calore, è colore, è vita. Non distruggerla, non sporcarla, non inaridirla. Amala, rispettala, proteggila. Che i fiumi siano ricchi di acqua, che i mari azzurri siano ricchi di pesce e di barche e di uomini, di vita, non di morte. Che sia l'azzurro del cielo e non il rosso del sangue. Che i prati siano ricchi di fiori, profumi, colori, che gli alberi siano ricchi di frutta, che siano ombra, riparo e frescura, che Madre Terra sia sempre e solo amore. Complimenti Nicola per aver recitato magistralmente questa poesia. Adesso chiamiamo sul palco gli alunni della classe prima B turismo, Azzurra Dominiani e Marta Terra. La natura, noi umani, abbiamo distrutto, rovinando il mare e le foreste dappertutto. La colpa è nostra se la foresta è per morire e la nostra vita con essa potrebbe finire. La natura va rispettata, facendo una raccolta differenziata. Seguendo questi insegnamenti eviteremo tanti inquinamenti. Se i pesci vogliamo salvare, il mare e la plastica non dobbiamo buttare. Perché ci mette tanti anni a smaltirla, per questo dobbiamo abolirla. Dalla terra intere foreste vengono estirpate, per poi nelle fabbriche venire accatastate. Alberi grandi e pieni di fiori e frutti, vengono dall'uomo eliminati tutti. Ode a te, madre terra, che ci hai regalato questa serra. Scusaci per averti maltrattato, cercheremo di riparare al danno causato. Bravo, complimenti. La nostra madre terra è oramai distrutta e inquinata da una generazione che sembra essersene lavata le mani. Nessuno si rende conto del pericolo che corriamo.
di lasciare ai nostri figli un mondo rovinato. I pesci hanno collane fatte di bottigliette di plastica e non possono più nuotare perché rischierebbero di intrappolarsi in buste e soffocare. L'uomo, dal canto suo, si sente sempre più potente davanti ad una natura esausta che, schiacciata dal suo passo, non può più niente. Adesso teniamo Samia Zofrea sul palco. Camminando d'estate sulla spiaggia rovente, con gli uccelli che cinguettano penso al presente, guardando verso l'orizzonte infinito, che col calar del sole risulta svanito. E poi c'è il mare, che quando è arrabbiato non sempre è affollato, ma a volte chiedo pietà per tutta la sporcizia che ha. Nel bosco ha tanti animali impauriti dall'uomo e dal suo suolo, difende il loro spazio prezioso come il topazio. La natura è infinita ed è sempre esistita e di mamma natura dovremmo iniziare ad avere paura. Adesso è il momento della classe seconda C, amministrazione, finanza e marketing. Martina Brizzese, natura misteriosa, letta da Marica. Natura misteriosa. Madre natura, sei di una bellezza tale che rendi tutto speciale. Di giorno così bella ed affascinante, di notte appari più cupa ed elegante. Regali al mondo semplicità e bellezza, ma nonostante ciò l'uomo ti disprezza. La collina, paesaggio ed il mare creano qualcosa che a parole non si può spiegare. Fai incantare tutti con i tuoi misteri, tanto da far perdere l'uomo nei propri pensieri. Emanuele legge la poesia Lasciateci sognare. Guardo fuori e vedo alberi tagliati e penso come siamo rovinati. Trasformiamo la natura in un gioco che non durerà tanto ma poco. Il verde dei prati diventa nero come in un giorno di pioggia in cielo. Il mare ormai è così sporco che in varie parti del mondo è morto. Povera natura, col tempo darà una risposta dura. È troppo tardi per cambiare. Lasciateci la speranza di sognare ad una vita senza inquinamento, con tanto verde e rumore del vento, vagando per i pensieri sulle onde del mare senza pensare su dove andare. Prego. La terra è nostra madre affettuosa, ci accoglie tra le sue braccia, ci dà amore, ci protegge, ci consola, ci nutre, ci vivifica e ci ristora. La terra è la nostra casa, rispettiamola. La terra è un bene prezioso, difendiamola. La terra è un luogo favoloso, raccontiamola. Bravo il scientifico Guarasci, coordinatrici le professoresse Manuela Pennatti, Facetta e Giuseppina Alessandra Nuova. Allora, iniziamo con la classe prima D, Silvio Lorenzo Sigmundelli. Prego. La grande madre terra, dal momento in cui è nata, non ha visto altro che guerra, eppur l'ha tollerata. Ha lasciato che i suoi figli crescessero felici, nonostante tutti quanti erano tra loro nemici. La gran madre tollerante, con i mari, i laghi e i fiumi, nutre animali e piante e fa crescere fiori, frutti e legumi. Madre terra è tanto antica, la più vecchia di ogni madre, la sua figlia è la vita, l'ha creata senza un padre. Grande terra, prezioso pianeta decorato, ti ringrazio ogni giorno della mia vita. Tu, la più grande madre di tutto il creato, che della mia nascita mai ti sei pentita. Che legge Ode alla Madre Terra. La terra è malata e indubbiamente va aiutata. La nostra madre ci sta per lasciare, ma è colpa nostra che se ne sta per andare. Potevamo fare a meno di gettare quel rifiuto o quell'albero non tagliare. Il mare è un rifiuto, la sua resistenza è ceduta. Nulla stiamo facendo per impedire ciò che sta accadendo. Non abbiamo alternative. Dal mare alla montagna un gran lavoro dobbiamo fare perché il nostro pianeta si possa salvare. Legge Madre Terra. Madre terra, madre mia, sei così grande e potente. Tutti i giorni ci dai vita senza chiedere niente.
tu ci dai le montagne alte e i fiumi che scorrono, le valli e le pianure dove noi costruiamo i nostri edifici. Sei il calore del sole e il vento che soffia forte, sei la pioggia che cade dolce e il mare che batte la roccia. Ma quanto ti abbiamo ferito con le guerre e l'inquinamento, e ti abbiamo rispettato e ci comportiamo in modo inadeguato. Ti ringrazio, mia terra, per la tua forza e la tua bellezza, e ti prometto solennemente che proteggerò la tua purezza. E voi mi avete usata per i vostri progetti. Ormai da tanto tempo la terra chiede aiuto, ma ogni secondo un albero viene abbattuto. La nostra casa sta morendo e noi uomini non ci accorgiamo di ciò che stiamo distruggendo. Adesso gli animali non sanno dove andare, cambiano in cerca di un posto da abitare. Gli animali si estinguono, i ghiacciai si sciolgono, voglio rivedere gli uccelli volare e il mare ondeggiare. Le foreste stare in pace senza bruciare, adesso voglio respirare. Voglio una tregua da tutto questo mare. La natura deve essere rispettata, deve essere amata. Complimenti, questi te lo do. Bravo, complimenti. Un passo, 2 passi, 3 passi su di lei e la sento piangere in silenzio. Le sue lacrime mi bagnano il viso e i vestiti, lacrime da cruce di Bariano. Inspiro la sua aria, ma mi suona la gola, i suoi polmoni bruciano, eppure lei non ha mai toccato sigaretta. Alzo gli occhi alle stelle, ma trovo solo distese di falsamenti. Lei si sente pesante, sporca, tradita dai suoi figli, che usano il suo corpo come spazzatura dei loro peccati. I graffi sulla sua pelle, orcolati dalle lame di fratelli che si fanno guerra, sanguinano in fiumi aridi. Lei assorbe il nero nei cuori rossi che ha creato e ne restituisce tremando, distruggendo i nostri letti, surriscaldando le sue stesse terre, ferendoci come noi feriamo lei. Madre Natura è una farfalla dei 1000 colori, bella come il sole, forte come il mare in tempesta, e come tale lei si trasforma da un piccolo nobblico a una maestosa creatura. Noi, uomini e donne, animali innocenti e piante ignare, siamo tutti i suoi figli. Ci formiamo nel suo grembo, nasciamo nel suo mondo, sbocciamo nella sua anima. Lei ci offre la vita, noi le restituiamo la morte. Ci sentiamo padroni di un'esistenza senza valori, né umanità, né innocenza. Un passo verso il cambiamento le restituisce un sorriso, 2 passi la speranza, 3 passi la vita che le abbiamo sottratto. Io, figlia della terra, farò 3 passi. Voi, fratelli e sorelle, cosa farete? Adesso è il momento della quinta B, lacrime e onde. Io da sopra. La luna spuntava all'orizzonte, i miei occhi si aprivano contenti. La sabbia saliva piano al cielo e il vento accarezzava la paura mentre crescevo. Un nuovo giorno si aprì all'alba e mi presero per mare. Col cuore in gola partì affranto, ma la mia gente mi era accanto. Eravamo stretti mano nella mano, diversi e in tanti col sogno di un nuovo destino, che nasceva a piedi scalzi nella polvere del cammino. La terra si scorgeva dopo la tormenta della sera, ma il firmamento ancora una volta gemeva. Le lacrime avvolsero il solco di un sorriso, mentre l'acqua accarezzava il sogno di un nuovo paradiso. Siamo salpati con un ideale, ma abbiamo trovato un mondo che fa male. Siamo diventati corpi persi al di là del mare, siamo diventati ideali da non dimenticare. Noi ci complimentiamo con voi perché siete stati veramente bravi e non è neanche scontata questa partecipazione artistica, quindi i ragazzi dimostrano di avere molta sensibilità, cultura, voglia di fare, quindi noi crediamo e speriamo in voi. Complimenti. Adesso proseguiamo con la classe seconda A, quindi giovanissimi, Nicola Calvi.
in quei campi tra sogni e realtà. Tra sogni e realtà, immagino di cavalcare e spensierato la prateria solitaria, immagino l'uscello incontaminato e di cullarmi nel suo scorrere delicato, immagino di volare sul mio imparido animale e di galoppare fin col bruneggiare mi impone di sostare. Immagino un'epoca con la natura non maltrattata, le montagne come creste, ricoperte da interminabili foreste. Ma, osservando la realtà, mi rattrista la verità. Penso al cavallo, ma attorno c'è solo metallo. Penso all'uscello, ma sta sparendo anche quello. Penso alle foreste colme di legno, venduto senza ritegno. Mi rifiuto di accettare che tutto ciò è reale. Rimango attonito e tale errore mi fa tremare. Il vuoto, però, mi incita a lottare per poter realizzare il sogno che mi fa addormentare. La terra è la nostra casa. La terra è la nostra casa. La terra è una poesia, un'opera d'arte. La terra non è Marte. La terra non è la NASA. La terra è la nostra casa. La terra è la nostra alba. La terra è il nostro tramonto. Il nostro inizio e il nostro arrivo. La terra è la nostra casa. La terra è bellezza, la terra è carezza, la terra è la nostra essenza, la terra è la nostra casa. La terra è il motivo della nostra esistenza ed ogni sforzo compiuto per aiutarla non sarà mai vano. La terra è la nostra casa. Vittoria Cupello, 4 stagioni, 4 illusioni. Prego. 4 stagioni, 4 illusioni, ciliegi sbocciati, stormi d'uccelli tornati, fiori rinati, prima caldo poi freddo, sempre alternati, giornate bollenti, gelato tra i denti, conchiglie lucenti, pescatori sfiniti lasciano le colme reti pendenti, colori nascenti, ricci pungenti, secche foglie cadenti, tra zucche e castagne, ricette imminenti, mare increspato, lago ghiacciato, tremori in agguato, un soffio di vento e il maglione indossato. Ogni stagione più di una ragione, ogni giornata illusoria durata. Adesso torniamo sul palco Marco Longo. Autore della poesia Casa. La terra è la nostra casa, un luogo di bellezza innata. Gli oceani, le montagne e i deserti, a chi non piacerebbe vederli, ci ha dato la vita, la speranza e la saggezza. Perciò alcuni ti trattano con accortezza, altri ti fanno del male gettandoti rifiuti senza pensare. Il suolo è fertile e generoso, ci danno cibo e tanto riposo. Sulle piante nascono i frutti che tu doni a noi tutti. O terra, rappresenti per tutta l'umanità quella che per sempre l'amerà. Emanuele Saia, L'orizzonte. L'orizzonte, sul largo spiazzato, io rimango abbagliato. L'orizzonte tramontato spazio fa al cielo stellato. Un frastuono, tuttavia, rinnega l'allegria. È l'uomo incontrollato che le hoste il creato. Dal meschino umano, il mondo è disastrato. E una Dio incosciente dirà al cosmo imponente: la nostra madre terra deve essere sempre protetta. E sul consiglio del sapere, uomo, agisci con dovere. Lamento.
Lamento. Sono una terra fragile, ma perfetta, e tu uomo non mi hai protetta. Eppure conosci la mia ricchezza, ma continui a ferire la mia bellezza. Gas, veleni di inquinamento mi danno un tormento. Le foreste sono quasi sparite, non ci sono più le chiare Alpi, monti lontani e orizzonti infiniti. Lo senti il mio lamento? Ti prego, curami con pazienza. Rendi migliore il tuo mondo, ma fallo da cima a fondo. Ti prego, uomo, curami con pazienza. Ama il pianeta perché ti assicuro che senza di me non c'è futuro. Il momento della classe porta a Catalina Odinca, Figli della natura di Catalina Odinca. Ho fame di te, come le api in nettere. Ho sete di te, come le radici di un ciliegio. Ho bisogno di te, come l'acqua per un pesce. Fame mia, sete mia, bisogno mio. Tu sei sogno senza fine, verità che si strugge, destino che mi rincorre. Per questa immensità ormai non c'è più nulla sulla terra. Eri e sarai, ma ora per me non sei. Per me non esisti. Vado invisibile ma vibrante. Hai paura di me? Ho paura di te. Ti provoco e rispondi. Mi sfami e mi disseti. Mi ami e mi odi. La crasia ti tradisce. Non morirò per certo. Non oseresti mai farti del male per farti del bene. Eppure la terra sotto le mie scarpe di vita sta scorrendo via, verso la morte senza corpo. Non sarà colpa mia? Sonia Mellace, bacio naturale. Bacio naturale, sola e non per scelta. Selvaggia bellezza, provo ad avvicinarmi. Il respiro della mia Calabria mi sfiora, mi sussurra. Immergiti nell'azzurro e perditi per i trovarti. Sdraiati sopra i miei finissimi granelli e ascolta. La rauca voce del nostro mare è un segnale. Finalmente alzo il mio sguardo, piego il mio collo, oriento il mio viso e bacio il mio cielo. È un attimo, solo un attimo. Quello seguente, se di nuovo sono. Sofia Voci. Da te castigato, o mia terra, anela ancora la tua depurazione, ragione di vita per me sin dalla tua creazione. Si estrinseca in terre morte, aride, la causa della mia negligenza, la tua essenza. Distanziami dalle calamità che ti procuro con il mio atteggiamento immaturo. Donna fragile, risveglia la mia mente offuscata da pensieri negativi e atti distruttivi. Madre terra, a te devo la vita e se c'è speranza, desta l'anima mia annichilita. Complimenti a tutti i ragazzi, queste sono le opere selezionate per la lettura e tra queste ci sono le 3 poesie vincitrici di questa terza edizione di questo concorso, Ode alla Madre Terra. È stato un lavoro che è stato svolto impeccabilmente non da me ma dalle altre componenti che adesso invito sul palco. Adriana Lerro è già qui, poi abbiamo Marisa Gigliotti, Marisa Guccione, Ausilia Siciliano e invito anche le professoresse Pacetta, Mero e Pennati che hanno consentito, grazie al loro coordinamento, prego, salute. Eccole, complimenti. Questo è un momento di festa, i protagonisti siete voi. Allora, adesso dovremmo proclamare le poesie vincitrici, quindi per la proclamazione
affidiamo questo importante e delicato momento a Marisa e Marisa. Eccole qua. Allora, la terza classificata è 3 passi verso il cambiamento. Alessandra Costantino della classe seconda del liceo scientifico. Alessandra esprime nei suoi versi tutta la sua ansia e il suo desiderio di un cammino virtuoso verso il cambiamento, per salvare la terra e salvare noi stessi dalla distruzione e dalla morte. Salvare la terra, questa nostra grande e maestosa madre, di cui siamo figli, assieme agli altri innocenti animali e alle ignare piante. Una terra sofferente e ferita, ma che non chiede vendetta. Le piogge incessanti, i fiumi straripati, l'arsura dei terreni, le devastazioni sismiche sono solo richieste di aiuto e di cura verso di lei. Alessandra narra la sua maturazione e consapevolezza ecologica in un autentico slancio d'amore e di tenerezza verso la madre terra. Ci richiama tutti a compiere coralmente pochi gesti di aiuto per lei e per noi. 3 passi. Il primo per restituire alla terra un sorriso, il secondo per darle speranza, il terzo per ridarle la vita. La poesia è bella, è un inno alla vita, è un invito alla responsabilità, è un richiamo all'impegno etico che non dovremmo mai smarrire. Tre passi verso il cambiamento. Un passo, 2 passi, 3 passi su di lei e la sento piangere in silenzio. Le sue lacrime mi bagnano il viso e i vestiti, lacrime da cui ci ripariamo. Inspiro la sua aria, ma mi ustiona la gola. I suoi polmoni bruciano, eppure lei non ha mai toccato sigaretta. Alzo gli occhi alle stelle, ma trovo solo distese di false nubi. Lei si sente pesante, sporca, tradita dai suoi figli, che usano il suo corpo come spazzatura dei loro peccati. I graffi sulla sua pelle, procurati dalle lame di fratelli che si fanno guerra, sanguinano in fiumi aridi. Lei assorbe il nero nei cuori rossi che ha creato e lo restituisce tremando, distruggendo i nostri letti, surriscaldando le sue stesse terre, ferendoci come noi feriamo lei. Brava! Un sorriso, 2 passi speranza, 3 passi la vita che le abbiamo sottratto. Io, figlia della terra, farò 3 passi. Voi, fratelli e sorelle, cosa farete? Hai ricevuto il premio e un buono di €50 che puoi spendere presso la libreria, non ci resta che leggere, la libreria Incontri il Soverato, che ringraziamo, e complimenti per il tuo elaborato. Allora, facciamo una foto. Chiamiamo sul palco Catalina Otinta. Figli della natura di Caterina Otinta, 4ª classe A, liceo scientifico. Catalina descrive con lucida e spietata analisi i sentimenti che legano l'uomo alla terra. Un rapporto malato, conflittuale come sono tutti gli amori possessivi. Trascina gli esseri umani verso la perdita del bene amato, la terra, e verso la perdita di loro stessi. La terra amata e che ama senza riserve e nutre e disseta.
è il respiro degli uomini, l'offerta di ogni bellezza, il canto e il sogno. È la madre di tutti e di tutto ciò che su di essa cammina o semplicemente sta. Ma in questo rapporto che è di possesso e non d'amore, la terra viene violata, sfregiata, sfigurata, devastata. Essa si ribella, manda segnali forti della sua sofferenza, ma la sicurezza degli uomini, anzi della loro arrogante sicumera, coglie solo contorni sfumati del suo dolore. Non ne percepisce la pericolosità, sa che il suo amore è così grande che mai ucciderebbe i suoi figli. Eppure qualcosa scricchiola. A lungo andare quel rumore di allerta cresce e diventa assordante. Qualcosa, anzi tanto, del suo bene e del suo affetto è cambiato. Terra, ma gli uomini ancora non vedono o non vogliono vedere che la terra è egoisticamente da loro tanto amata. Sta perendo. La poesia di Catilina è di una nudità che angoscia, che stringe il cuore. È una riflessione amara che stimola, però sentimenti forti di consapevolezza, di rinascita e di un nuovo rispetto verso la comune madre terra. Ho fame di te, come le api in nettare. Ho sete di te, come le radici di un ciliegio. Ho bisogno di te, come l'acqua per un pesce. Fame mia, sete mia, bisogno mio. Tu sei sogno senza fine, verità che si strugge, destino che mi rincorre. Per questa immensità ormai non c'è più nulla sulla terra. Eri e sarai, ma ora per me non sei. Per me non esisti, vero invisibile non vibrante. Hai paura di me, ho paura di te. Ti provoco, mi rispondi, mi sfami, mi disseti, mi ami, mi odi. La crasia ti tradisce, non morirò per certo, non oseresti mai farti del male per farti del bene. Eppure la terra sotto le mie scarpe di vita sta scorrendo via, verso la morte senza corpo. Non sarà colpa mia? Brava! Complimenti, siamo arrivati alla proclamazione del vincitore, il primo classificato, Giuseppe Pio Papasoli. Complimenti. Adesso leggiamo la motivazione, intanto questa è la tua poesia, io te lo darò dopo. Lacrime e onde di Giuseppe Pio Papasolaro, della classe quinta B del liceo scientifico. Giuseppe Pio racconta con pennellate leggere e plastiche il viaggio di chi parte in cerca di un nuovo posto di vita. I quadri della natura, la luna che tocca l'orizzonte, l'alba di un nuovo giorno, il vento sul mare e la burrasca, la sabbia del deserto, disegnano i paesaggi dell'anima. Parlano del dolore della partenza, della paura e della speranza, del timore dell'attesa, del dolore e della delusione all'arrivo. Lo smarrimento fino a perdersi e scomparire nel mare. Corpi di nessuno, la terra e l'uomo nella stretta di un abbraccio, partecipi dello stesso destino. L'emigrazione dei popoli e la terra che si distrugge, due temi di emergente attualità trattati con toccante e consapevole presenza che rendono il testo altamente poetico.
Lacrime onde. La luna spuntava all'orizzonte e i miei occhi si aprivano contenti. La sabbia saliva piano al cielo e il vento accarezzava la paura mentre crescevo. Un nuovo giorno si aprì all'alba e mi presero per mano. Col cuore in gola partii affranto, ma la mia gente mi era accanto. Eravamo stretti mano nella mano, diversi e intanti col sogno di un nuovo destino, che nasceva a piedi scalzi nella polvere del cammino. La terra si scorzeva dopo la tormenta della sera. Al firmamento ancora una volta gemeva. Le lacrime avvolsero il solco di un sorriso, mentre l'acqua accarezzava il sogno di un nuovo paradiso. Siamo salpati con un ideale, ma abbiamo trovato un mondo che fa male. Siamo diventati corpi persi al di là del mare. Siamo diventati ideali da non dimenticare. Volevo spendere 2 parole, se possibile, per ringraziare una persona speciale che mi ha aiutato ad arrivare qui, ed è mia madre. Lei scrive poesie da prima che io nascessi e mi ha ispirato, mi ha incoraggiato a scrivere questa poesia. In realtà prima che si presentasse l'occasione del progetto, mi è stato accanto e mi ha aiutato, mi ha ispirato più che altro, mi ha incoraggiato. Il testo. Semplicemente parlo della difficoltà, del dolore attraverso gli occhi di un bambino, prima della tranquillità della loro casa, poi la difficoltà di partire e di lasciare tutto, di una speranza però, di una speranza in una vita migliore, per quanto questo piccolo bambino potesse pensare, potesse immaginare. E poi purtroppo della tragedia, della crisi, come abbiamo visto a Steccato di Cutro. Queste sono le motivazioni e questo è il premio che potrai prendere presso le librerie. Complimenti ancora. Allora, se lo metti così facciamo una foto. Ha terminato l'opera ispirata alle nostre poesie. Prego Marta, vieni, così possiamo ammirare la tua opera. E mi pare che sia proprio ispirata alla poesia di Giuseppe. Per me la tua poesia rappresenta proprio questo. Ho letto un mare in tempesta e una margherita che ha dei sogni che, a quanto ho visto nella tua poesia, tu vorresti realizzare e che ancora non hai realizzato. E quindi ci sono questi petali che cadono e trovano nel mare. E nel tramonto dell'orizzonte, con questa la prima parte della poesia. Bravo! Io mi sto fotografando! Perché come di quanto di questa giornata bella che abbiamo passato insieme. Grazie, io sto facendo il video. Complimenti. Allora, però il concorso prevedeva invece un primo, secondo e terzo premio, quindi ci siamo attenuti a quello che il concorso prevedeva. Io voglio ancora ringraziare Pina Tropea per avete ascoltato le motivazioni che erano veramente più poetiche, non dico più poetiche, ma poetiche quanto le poesie. noi vi ringraziamo e vi facciamo i complimenti. Ringraziamo i professori che vi hanno accompagnato qui e vi accompagnano in questo importante percorso, che quello scolastico ma anche quello della vostra vita. Preserviamo il nostro pianeta e mi auguro che possiate partecipare anche alla prossima edizione, sempre così numerosi ed entusiasti. Adesso vorrei anche ringraziare caldamente i musicisti, voglio definirli così, anche se giovanissimi, venite così. Vi diamo questo libretto realizzabile, invitiamo anche Gabriel sul palco, se qui.
Complimenti ragazzi, siete veramente bravi e devo dire che loro hanno realizzato questo in pochissimo tempo, hanno accolto con entusiasmo la proposta anche se è giunta negli ultimi giorni. C'è questo connubio tra la poesia e l'arte, espressione della sensibilità di giovani sensibili a questi temi e non solo. Complimenti. E per il futuro del pianeta è importante questo impegno dei giovani. Pensiamo ai giovani volontari che stanno spalando il fango in Emilia Romagna, pensiamo a voi che avete avuto queste bellissime riflessioni e dobbiamo capire che dobbiamo essere tutti uniti per salvare questa nostra madre terra, quindi un appello corale a tutti. E noi grandi, la nostra generazione ha combinato questi guai, a volte ci vergogniamo di questo, quindi ci affidiamo a voi e grazie per la fiducia che ci avete dato.